amici del TGIM, ci troviamo con Carlo Cubeddu, responsabile regionale degli arbitri. Benvenuto e bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Qual è la situazione della scherma in Sardegna e quindi degli arbitri? La situazione della classe arbitrale quest'anno sta avendo un'evoluzione abbastanza positiva, anche perché sono state formate delle nuove figure di computeristi, cosa che mancava negli anni. Avevamo un solo computerista iscritto alle liste nazionali e da quest'anno abbiamo la fortuna di avere 3 nuovi iscritti della parte CED, proprio appunto la gestione delle gare dal punto di vista computeristico. Poi da quest'anno abbiamo la nuova figura di 2 nuovi direttori di torneo, che non sono altro che 2 arbitri che si adatteranno anche alla figura del direttore di torneo. Diciamo che il gruppo sta crescendo e sta crescendo bene. Diciamo, io sono alla guida di questo gruppo, però poi quello che fanno lo fanno loro, i ragazzi sulle pedane. Grazie Carlo per essere stato con noi di nuovo. Grazie a voi. Ciao.